Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Siamo qui, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Senz'altro domenica su Radio Bella e Monella. Non vediamo l'ora di stare con voi fino a mezzogiorno a ridere, a divertirci. Oh, che entusiasmo stamattina, Pippo. È così, oggi è così, è domenica. È partita così. È il 15 dicembre, si sta avvicinando a grandi passi il Natale, ma anche il Capodanno e anche a tutti i problemi che si porta dietro. Infatti, ma io lo so, cioè, c'è l'altissimo rischio, io non so voi, ma l'altissimo rischio che qualcuno si autoinviti a casa vostra. Bravo. Così dovete preparare tutto il giorno da mangiare e poi alle 3 di notte finalmente l'ospite dice vado a casa perché sono stanco. Sì, cioè bravo. Titi sei stanco e mi. No, piuttosto io mi chiedo, il 31 dicembre si festeggia San Silvestro. Ma chi è questo San Silvestro? Per protesse niente di agiografia dei santi. Lui lo sa. È l'inventore del trenino, no? Ma cosa stai dicendo? No, quello è San Salvador. Secondo me sei l'inventore dei petardi. Ma no, Quello che ha inventato le mutande rosse. Ma ragazzi, adesso seriamente, San Silvestro era un papa morto il 31 dicembre ed è per questo che festeggiamo San Silvestro il 31 dicembre. E ora il 25 giugno cosa è San Michael Jackson? Ma cosa dici? Ma non c'entra Anche secondo me niente. ora Ma sì. no, era una tradizione legato al fatto che il Capodanno. Insomma, anzi, c'è una grande curiosità, non so se sapete, che noi veneti per secoli abbiamo festeggiato il Capodanno non il 1° gennaio, ma il 1° marzo. Perché siamo amanti. Mite mio disi, guarda che questo io lo so benissimo, Sì. ragazzi. Vi dico una cosa che non sapete. Dai. Ecco, vai. Fino al 1500 si seguiva il calendario giuliano. Ah. I mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre erano effettivamente il settimo, l'ottavo, il nono e il 10° mese dell'anno, come indicato dal nome. Sì. Poi Papa Gregorio XIII, sappiamo tutti, no? Introdusse il calendario gregoriano che spostava l'inizio dell'anno al 1° gennaio. Dia- Ma come fai Marco. a sapere tutte queste cose? Sto leggendo. Ecco, pareva strano, pareva. Però posso dire, io mi sarei trovato meglio col calendario giuliano. In sì, effetti che aveva anche più senso i nomi dei Ma mesi. infatti- C'è il infatti settimo, sì, vero. settembre, Era ottavo, tra l'altro ottobre. anche una pratica che possiamo anche trovare ancora oggi nel calendario cinese. Ecco, visto quante cose abbiamo in comune noi altri veneti coi cinesi, che siete Cioè? il calendario e ombre. Che ombre? E ombre cinesi. Ma per piacere, guarda Pippo, nel dubbio Tasi. Ma ora bando alle ciance e iniziamo con Senz'altro domenica. Puntuale, ogni domenica mattina in apertura di puntata arriva un assessore e lui è l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao Gaetano, ciao Marco. Benvenuto Ciao, assessore. assessore. Senta, cosa farà a Capodanno lei, assessore? Mamma mia, già adesso mi domandi quanto. No, ci manca stiamo poco, già domandando, manca pochissimo. Quanto ormai. manca? Pochi giorni. Pochi giorni. 16 giorni. Allora non ho ancora deciso cosa che farò. Ci sto mettendo adesso la testa. Diciamo che sto elaborando il discorso che uscirà il 31 mattina a tutti i cittadini. Lei ha già preparato il discorso. Sono dietro a dai. preparare. Progetto che si chiama Mattino Tessè. Mattino che senso Mattino Tessè? Ogni mattina noi mandiamo delle informazioni ai nostri cittadini perché il Mattino progetto Tessè. Mattino Tessè che in quel senso Mattino Tessè. Cosa che Mattino adesso Tessè. Senz'altro. Interessante, forte. Ho inventato io il titolo. Beh, sai? non avevo dubbi, Allora faccio una prova qua del discorso, mi dite cosa ne pensate. Tanto non sì, ci ascolta sì, nessuno. No, assessore, infatti, siamo solo noi tre. immaginate tipo il Presidente della Repubblica, reti umidificate. Umidificate, non mi pare E il gli do caso. il discorso che è questo. Cari cittadini, cari cittadine, momenti sarà il 2025 e si festeggia. Ma cosa? E tante volte siamo presi dalla routine. Dalla routine. Senz'altro. Credo che sia routine. sì. Dalla Tasmania di fare. E questo è Smania, Esatto. non Tasmania. E perdiamo il senso delle cose, il gusto vero della vita, come diceva quel famoso slogan, vi ricordate? Slogan, Esatto. non slonga. Dicevo, ognuno passa l'anno immerso dentro la sua corsa. Ecco, mica una astra, magari Titegen, appunto. Qua diciamo corsa, dopo ognuno che mette a sua macchina, capito? Certo, sì, Cos'è? è adattato ovviamente. Ma certo cosa, Cos'è no, che ognuno tutti ha. che mo a comprarsi a corsa, capisci? Ma non c'entra, ma è un modo di dire che No, la anche perché corsa. sennò questo discorso costerebbe, cioè se io devo cambiare macchina per. Bravissimo. Comunque dai, Ma Marco, ma te pare stai veramente peggiorando in presenza dell'assessore. E ci ritroviamo invasi da queste feste pagane portate dall'America. Cito solo Halloween,
Halloween, credo che sia, sì. La festa del ringraziamento, Sì. il Natale. No, scusi, il Natale no, non è una festa. E rischiamo di non ricordarci più il vero senso del Capodanno. Ma scusi, ma No, scusa, vabbè, non la seguo, però Più o spero meno. che dopo migliori, vada. Ieri sera, a causa che le batterie del telecomando erano scariche e mi è toccato guardare un documentario al posto della mia consueta oretta di cartonito che faccio prima della nana. Come? Guarda cartonito. Ho visto un documentario, parlava di una farfalla che si chiama Effimera. È l'essere vivente più sfigato perché vive un giorno solo. è vero. Nasce la mattina e muore la sera. Sì. Allora da questa bestia triste nasce il mio augurio. Sì. Ricordate, il Capodanno non è solo impirarsi le mutande rosse e limonare sotto il fischio, Vischio. ma ricordarci di vivere ogni giorno come la Effimera. Vi auguro pertanto di morire tutti oggi 31 dicembre. Aspetta, no. per rinascere domani con una nuova storia, ecco. una nuova felicità e un futuro rabbioso. Grazie all'assessore Ciano Contin. Torniamo qui a Radio Belle Monella, naturalmente con Senz'altro Domenica, sempre in nostra compagnia, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Bravissimo. Grazie, questa la so. Bravo. Vediamo Bravo. se sai questa. Quando compi gli anni tu, Gaetano? Vabbè, 3 agosto, lo so, Bravissimo, Cil. Marco. 26 luglio, 1-1. Ma non è un quiz. non è un quiz. Siete fortunati. Sono però. abituato ai No, quiz scusa, che perché fortunati? Beh, vi Scusa. spiego perché io li compio il 29 dicembre Sì, e certo. rientro nella classifica inglese dei worst day to make your birthday. Perdonate l'accento Complimenti di per l'inglese. Cambridge. Sì, esatto, che significa peggiori giorni per festeggiare, festeggiare il compleanno, bravissimo. esatto, Beh, sì. effettivamente sotto le feste Sì, sì. immagino. Ma è stata studiata questa cosa. Allora, sì? partiamo dalle belle notizie. Sì, Studia, Stefano. non so, Mica che niente c'è gente che da non ha fare. niente da fare, Tutti esatto. i problemi che ha il mondo studia. Vabbè. Questo. Partiamo dalle buone notizie perché il giorno migliore secondo questa ricerca è il 28 luglio, caro Mario. Il davvero? 26 luglio, quindi sono quasi nel Sì, giorno Ma qual è il motivo, scusa? Perché è uno dei giorni più lunghi dell'anno, puoi fare festa fino a tardi e anche perché tanti tipico amici. mio, tra l'altro. Esatto, È proprio una delle mie peculiarità, feste Esatto. fino all'alba. No, la cosa bella però è che è stato studiato il giorno peggiore. Il peggiore sembra essere il 16 dicembre perché la gente che ha un sacco di impegni il 16 Giusto, dicembre giusto. e cene Cene aziendali, bravo. cene aziendali. A parte noi che non ci invitano. No. Vero, direttore. Vero, E oppure altri giorni peggiori sono il 29 o il 30 dicembre perché C'è il tuo, cioè proprio, la sei gente proprio dice, sfortunato. Appena bravo. passato Natale, sta Bravo. arrivando Capodanno. Figurate. Io invece voglio vedere il lato positivo di questa cosa. Io Dai, che compleanno il 29 dai. dicembre. Intanto il regalo unico che ti dice no, vicino a Natale ti fanno un regalo solo per Natale e compleanno. Vero. Il cui valore sommato potrebbe bravo. essere superiore alla somma dei singoli. Infatti è meglio un regalo unico e bello piuttosto che due bueade. Cioè, Vero. Cosa significa questo termine? È Osho, lui è Osho in realtà. E poi Osho secondo che parla- me Osho che parla più. fare il compleanno il 29 dicembre è più economico perché la gente non ha fame con tutto quello che ha Ma mangiato per durante piacere, ma che taccagno. Con due giambonetti di te a casa. Esatto, e con gli avanzi delle cene dei giorni prima, il vino delle ceste, i pandori avanzati, con pochi euro ti organizzi un compleanno meraviglioso. Mamma Pippo, mi hai fatto voglia di andare all'anagrafe. Ecco, lo so. L'unico problema sono i regali. Perché metti che a Natale ti ricevi dei doni che non ti piace tanto, a chi li dai? Hai sfigato che compi gli anni il 29 dicembre. Beh, questa è una possibilità. Può essere. Anzi, ho già in mente il regalo per Pippo. Ecco, In immaginavo. mente il regalo per Pippo. Comunque chiudo questa rubrica con un insegnamento che ho imparato da questa vicenda. Se tu doni il superfluo non è un vero dono. Bravo. Il dono vero è quando ti privi di una cosa tua per offrirla ad un altro. Disse quello che dà gli avanzi agli invitati al compleanno. Ma vergognate! Senz'altro domenica fa anche informazione, Sì. oltre che intrattenimento. Veramente? Certo. Ah. E soprattutto in un periodo dove tutto costa carissimo. Ecco per voi la rubrica Notizie scontate. Ecco per voi la rubrica Notizie scontate. Ovvero titoli di giornale che ci incuriosiscono per la loro banalità. Scusa, tipo. Scusa, questa me la devi spiegare, vai. No, potrebbe anche essere la rubrica Grazie Graziella e grazie. auto. Sentite questo titolo che ho letto qualche tempo fa. Sì. Su un noto quotidiano che non si può dire, ma che non esce la mattina, diciamo Quello che così. esce la La sera. sera, ok, ok. No, vabbè. No, vabbè. Forse. Auto. E se il motivo del crollo delle vendite fosse semplicemente perché costano troppo? Ma
incredibile, non l'avrei mai detto. Cioè, scusate ragazzi, ora io capisco che fare articoli è difficile, però forse la risposta è sì. E anche grazie Graziella. Grazie Graziella. Allora sono andato a fare un po' di ricerche. Sì. Sentite qua. Nel 1979, quando sono nato io, la Fiat 127, me la ricordate? Sì, me la ricordo, sì. Era l'auto più venduta in Italia e in Europa del segmento B. Certo. Sapete che le auto sono a segmenti a seconda della grandezza. Sì. La versione d'ingresso costava 4.254.000 lire, che al giorno d'oggi sarebbero 12.400 euro. 12.400. 12.400. Oggi, senza far nome di marche, per la stessa tipologia di macchina si spendono circa 19.000 euro. Sai che forse quell'articolo aveva ragione? Aspetta, attenzione al segmento C, Pippo, leggi. Sì, la Golf che si comprava a 4.785.000 lire e oggi sarebbero circa 13.950 euro. Ma la pubblicità di oggi dice nuova Golf tua da 26.900 euro. Però il doppio. Ma voi non so se sapete che l'auto più desiderata del segmento D invece era la BMW 316. Per comprarla erano necessari 8.410.000 lire, cioè che al cambio di oggi sarebbero 24.500 euro circa. Anche oggi costa 8.400.000. Sì, ma d'euro, perché oggi costa 56.000 euro di listino. Ma parliamo anche di voi ricchi, Gaetano. Il segmento E era dominato dalla Mercedes W123, la cui versione base era la 200. Prezzo di listino 11.918.000 lire. Certo. Attualizzati a oggi 34.700 euro. Adesso oggi costa? la serie è da 62.000 in su. Dai. Allora, dopo l'analisi di questi dati, suggeriamo altri titoli per i giornali su cui varrà la pena fare un articolo di approfondimento. Ville con piscina? I poveri non le comprano perché non possono permettersele. Jet privato, perché non può essere una risposta al traffico? Perché gli operai non si sposano mai con le attrici famose? Chissà perché! Qui a Senz'altro Domenica non si fa soltanto informazione, ma si fa naturalmente cultura. Ma secondo me non si fa né l'una né l'altra. Esatto. Ci sono tante opere letterarie straordinarie che andrebbero lette, ma non sempre abbiamo il tempo di farlo. Cioè, siete ad esempio uno studente delle superiori e domani avete compito scritto sull'inferno della Divina Commedia, ma non avete avuto il tempo quest'oggi di leggerlo tutto? Ma come? Ma scusa, ma su un pomeriggio, scusa. Oppure siete il professore di italiano che domani ha un compito scritto sull'inferno della Divina Commedia e pur sapendo che tanto i tuoi studenti ieri non hanno proprio avuto tempo di leggerlo, anche tu non sei andato oltre le prime due righe? Sei professore! Almeno lui dovrebbe. Tranquilli, ci pensiamo noi con Speedy Book. In poche parole, in pochi secondi, pagine e pagine, centinaia di pagine. Il capolavoro. Parliamo di leggere. Bravissimo. Questa è cultura, Esatto. Il capolavoro di oggi è appunto la Divina Commedia di Dante. Già sentito. Dante si perde nel bosco, complice anche l'assenza di Google Maps dell'epoca. Se non c'era. Questo non lo scrive lei nel commento. No, non lo so. Incontra Virgilio, tra l'altro altro motore di ricerca dell'epoca. Non è che gli consiglia un tour guidato all inclusive dell'aldilà. Così Dante in 3 giorni vede nell'ordine Inferno, dove c'è un muccio di gente che soffre in modo assurdo, Purgatorio, piena di gente che aspetta come in fila all'Inps, e Paradiso, dove si vola tra le stelle. Sì, bello, ma è un po' tutto noioso. Sì, bello, ma per fortuna c'è la gnocca di Beatrice, per cui Dante ha una cotta, o quella che oggi i giovani definirebbero la sua crash. Esatto. Pensa che ci sono i professori di italiano che si stanno picchiando pur di non sentire questa rubrica. Ma Beatrice gli fa da guida spirituale. E basta. Sì, cioè dopo 3 giorni allucinanti, ma neanche un vasetto. Cioè, vabbè. Per tutto il viaggio Dante si lamenta. Eo se lamenta, sì, cioè, ma io dico, io mi devo leggere 798 pagine quando bastava che Virgilio lo portasse un weekend a Rosolina Mare e avevamo risolto. Sì. Bravo, questa Gaetano. È cultura. Esatto. Allora, presto con la nuova edizione di Speedy Book per chi per leggere non trova nella sua giornata neanche un book.
Qui a Senz'altro domenica si parla anche di Capodanno. So che Gaetano ha preparato un quiz oggi per farci giocare, Marco, io e te, ma anche tutti gli amici da casa. Ma dillo con più entusiasmo, Pippo. Gaetano ha preparato un quiz! Aspetta so di se sentire ne le vale la domande pena, e esatto. poi vedi se vale questo entusiasmo. Sono solo contento io di giocare. La prima domanda è questa: Vai. in quale paese? Il tema È Capodanno. I Capodanni nel mondo. Cioè, nel mondo. ok. In quale paese è tradizione mangiare 12 chicchi d'uva durante la mezzanotte del 31 dicembre per portare fortuna in ogni mese dell'anno? Spagna, Italia, Grecia o Messico? Io la so. Vai. Spagna. Sì, anch'io la so, da pochi secondi. Spagna. E la risposta è Spagna. Mangiare 12 chicchi d'uva a mezzanotte simboleggia la buona sorte. C'è questa tradizione Però- di mangiare l'uva sotto il Big Ben. Anche mi conosco le tradizioni del mondo. Ma guarda che Big Ben non sei in Spagna. Io non ne conosco tantissimo. La Torre Eiffel, ignorante. È un altro qua. Allora attenzione, in Giappone cos'è tradizione fare per accogliere il nuovo anno? Dare in Spagna a mangiare l'uva. No, aspetta, lanciare fuochi d'artificio rossi e gialli, Ah. mangiare noodles, ballare sui tetti delle abitazioni o suonare campane per 108 volte. Suonare campane per 108 volte. E allora io dico lanciare fuochi d'artificio rossi e gialli. Ed è invece suonare 108 volte la campana per scacciare Ho voluto solo differenziare. Cioè, per attenzione, non copiare. bravo, attenzione, per scacciare i 108 peccati. mia. Ma quanti peccatori esisti Metà giapponesi? dei miei. Esatto, esatto. E quindi siamo 2-1 per Pippo. 2-1 per Bello. Terza domanda: in quale paese si usa il first footing? First footing. Dove la prima persona che entra in casa dopo la mezzanotte porta fortuna se è alta, scura di capelli e porta dei regali. Scozia, Irlanda, Stati Uniti o Francia? Scozia, direi Scozia. Stati Uniti. Ed è la risposta ancora Scozia! No! Pippo è in nettissimo vantaggio. Proviamo le tradizione è? Proviamo Ma perché questo. in lo so, Scozia Scozia. chi trovi sei tu di alto e esatto. Mauro, scusa, non sono c'è quasi nessuno tutti quanti rossi di capelli, un po' più bassocci. Cosa d'Irlanda? Vabbè, ma un po'. Dove in Irlanda si mangiano 12 chicchi d'uva. No, quella è la Sotto Spagna, è la Spagna. Ah, la Spagna. Sotto il 108 peccati dei Giappone. Vabbè, Sotto in la quale campana. nazioni è nata la tradizione di indossare biancheria intima rossa durante il Capodanno bravo, per bravo. attirare fortuna? Brasile, Italia, Cina, Messico. Cina. Brasile. E la risposta è Brasile. Pippo, le sai allora- tutte! e allora Questa- ditemelo, per carità, gli slip erano tanto più piccolini, però infatti. comunque era quella. L'ultima A quello domanda è pensavo, la seguente. esatto. Pippo è in grandissimo vantaggio. Ormai Attenzione. non vincerò più. Qual è Quanto vale questa risposta? Questa vale 6 punti, Sì, Marco. vabbè, Puoi ora vincere. voli tutti così. Qual è il miglior modo di passare il prossimo Capodanno? Passare una serata triste in pigiama e savatte guardando vecchie glorie e canore riesumate per l'occasione e tremanti come foglie perché in giacchetta in piazza con meno 10 Sì, gradi centigradi? effettivamente. Oppure No. avere a casa parenti e amici che poi se ne vanno lasciandovi tutto a sistemare? O ancora venire a vedere lo spettacolo di Capodanno di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio per Capodanno meraviglioso? Sì. Secondo me quella del pigiama e savatte in No. casa. E la No, risposta esatta è quella di Marco! Yeah! Ed è solo 6 punti, vince Ha vinto! Marco! Adesso vado a suonare 108 volte la campana. Yeah! Ritorniamo qui a Belle Monella con la seconda ora di Senz'altro Domenica. E Pippo ha in mano una cosa, ma che cos'è? È la letterina che ci è arrivata da un nostro giovane ascoltatore. No, bellissimo. Allora, si chiama Toma, ha 8 anni. Toma. E, Toma, senza la S? Senza la S, Ah, sì, è Veneto, perché- è Veneto. È Veneto, ok, evidentemente. giusto. Come Lori, come Danny. Non Allora- si usa la S. Giusto. Toma. Ci racconta del suo capodanno migliore e ci scrive questa letterina. Cari Marco e Pippo, sono Toma, ho 8 anni. Il capodanno più bello è stato l'anno scorso perché ho assistito a un miracolo. Ma che bello! Eravamo in parrocchia con gli amici. Alla festa c'era anche Kevin Bottin, un mio amico che ne tira talmente tante che il suo cane è dal psicologo perché crede di essere onnipotente. Per favore. Kevin è stato sfidato a Gnaomo a mettere i petardi sulla panda delle suore. Cosa vuol dire? Mia uomo è quando Allora. sfidi qualcuno a fare qualcosa, io non so se lo rispiega dopo. Esattamente, poi dice: se non sapete come Ecco, funziona vedi. Gnaomo, ho fatto tradurre a mia sorella la spiegazione. Scommetto che non sei abbastanza uomo da inserire i petardi sull'utilitaria delle nostre sorelle madri. Vabbè, suoro se li a tradurlo, via. Quando dici a Kevin Gnaomo, esso si agita come Manuel Agnelli quando vede un cantante stonato. Dopo 23 secondi era già dietro la vettura, ma purtroppo si è incastrato coi ditini sul tubo di scappamento. Aia. E quando il petardo è schioppato, si è rotto sia il tubo sia i ditini di Kevin. Ai. È stato subito chiaro che la situazione era grave perché Kevin non ne ha tirate, piangeva e basta. Il dono è uscito di corsa e siamo andati al pronto soccorso e proprio lì ho assistito al miracolo.
Cioè? Eravamo nella sala d'attesa, il Don ha guardato Kevin sul muso e gli ha detto: Kevin, ti sei comportato bene? No, signor parroco, ma quando gioco a Gnaomo non mi controllo altro. Kevin, ascoltami, quando ti dicono Gnaomo pensa: cosa farebbe Gesù al mio posto? E cosa ne so, prete, è nato 6 giorni fa, cosa vuoi che faccia un putello? No, non credo intendesse quello. Ma nel senso, non E il Don allora gli ha detto: non in quel senso, ebete. Come Don? Come faccio a reagire senza rabbia quando mi provocano? E allora Kevin ha detto: forse dovresti fare un sorriso e fare agli altri quello che volessi che mi farebbero a me. Ecco, a parte i verbi ci siamo, ha detto. Esatto. Ma ricorda che anche il Signore ha detto: io sono il verbo, quindi col tempo sistema anche qui, grazie. Certo. Il dottore ha messo a Kevin 9 punti sui diti della mano e lui non ne ha cavate. Miracolo! Neanche a casa, quando i suoi l'hanno riempito di parole, non ne ha cavata neanche una. Miracolo! Non so se dopo questa esperienza smetterà del tutto, ma è un inizio. Allora cosa hai imparato da questa storia? Mai mettere i petardi sulle Panda perché hanno il tubo stretto, piuttosto buttali dentro il cofano. No, ma non era questo. Buone feste, Thomas Cantamburlo. Grazie, Toma. Bellissimo, grazie Toma. La letterina di Toma è piaciuta tantissimo ai nostri ascoltatori, tanto che ci sono arrivati dei messaggi vocali. Sì, ma ascolta, ma io no, guarda, posso dire una cosa? I messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori sono sempre delle stesse persone. E cosa c'entra? No, ma poi io chiudo bene la porta perché non voglio far entrare il solito che poi alla fine viene sempre a trovarci. È già qua. Ah, ecco, benissimo. Allora sentiamo il primo ascoltatore, via. Però mai contare che a volte che ho messo nel latte talmente tanti pan di stelle che ho creato un buco nero. Questo è il solito Saverio. Per quale motivo? Ma sempre fuori a te, ma è insopportabile. Sentiamo il prossimo vocale. Ciao ragazzi, sono Vianeo da Mestre e ora sto anno mi ha invitato mia suocera a casa per festeggiare insieme il Capodanno. Mia suocera si è pesantissima. Comunque vabbè, ho menù della serata, brodo con i risetti, purè, petto di pollo e panettone uvette canditi. Ora, Ea sei sempre pesante, ma come menù mi pare anche a massa leggero. Che godito coca, non sai che se il toro si fa male si disinfetta con la mucchina. Cosa c'è? Non l'avevo mai vista così. È vero, però se ci si pensi in effetti ha un senso. Comunque avrebbe anche senso. Esatto, avrebbe senso invece chiudere la porta bene a 2 mandate. Invece abbiamo sempre però qui stavolta ha anticipato l'ingresso e abbiamo qui in studio Maci. Ciao ragazzi. Cosa volevi dirci? Dai, dici. No, che a proposito di Capodanno volevo dire che quest'anno è il primo che festeggiamo Capodanno senza mio zio Teodoro, caro. Caro, mi dispiace. Un abbraccio Era alla famiglia, naturalmente. Sì, Maci. era proprio bello con lui, era il re della festa. E quando che partiva, sai che parte trenino. Sì, io facevo sempre il DJ. Pepe San Salvador. Bello. Sì. E dopo a mezzanotte partiva il trenino, io facevo il capostazione col cappetto. Forte. Quando era ora di brindare io ero già imbriaco sempre. Il re della festa, sì. Gli volevo tanto bene, poveretto, è morto un mese fa e devo dire che se n'è stato con lui fino alla fine. Era là a letto, mi faceva tanta tenerezza vederlo così. Si stava spegnendo piano piano. Era vigile? No, faceva il fornaro, però ieri in pensione da tanto. Però scusa, adesso dimmi anche te con tutta questa storia strappalacrime, che te ne frega di che lavoro che faceva zio Teodoro. Domandami se che volevo bene, no, che lavoro che faceva. Ma che materialista, ma mi vado via da sta radio. Ma io va via, finalmente va via. Ma è vera questa cosa che si dice che a Natale siamo tutti più buoni? Chi ha mai misurato questo? Ma no, guarda, c'è qualcuno che l'ha fatto un'università di Stoccolma che ha dimostrato davvero, ma questa gente che università, ma io non lo so, ma studiate delle cose un po' più utili. Lui ha una università che studia perché le università studiano queste robe. Vabbè, ma comunque loro sono arrivati a una conclusione secondo me molto sensata, cioè hanno dimostrato in effetti che siamo molto più buoni, più propensi agli altri nel periodo di Natale, proprio perché le festività in qualche modo ci coinvolgono, ci rendono più felici, tanto che pensate che c'è un 18% di più di donazioni a dicembre verso le attività, immagino, esatto. E non solo, questo 18% viene assolutamente confermato poi a gennaio, proprio per dire i buoni propositi per l'anno nuovo. È un po' come l'abbonamento della palestra, dai, diciamo. Sì, che funziona solo per 2 mesi e dopo basta. Esatto. No, però comunque è una bella cosa, quindi per una volta più altruisti, diciamo. Sì, è vero. Sì. Anche noi, ma perché non facciamo anche noi dei buoni propositi per l'anno nuovo? Io li ho fatti. Ma
anche io li ho fatti, ma allora condividiamoli con tutte le persone a casa, è giusto? Tu cosa vuoi fare, Marco? Nel 2025 mi comprerò una motosega. Ma scusa, per quale motivo? Perché voglio sistemare il giardino. Ah, è vero che Marco c'ha il giardino, ragazzi, c'è che se una roba. Devo sistemare, che se 2 o 3 rami che mi dà fastidio, devo sistemare perché voglio mettere finalmente bene il giardino, perché mi mancano 2 o 3 cosette, tra cui gli alberi in ordine alfabetico. Ma come in ordine alfabetico? Devo rimettere a posto il giardino. Ma come li metti gli alberi alfabetici? Come fa tutti, no? Cioè? Parti dall'acero, poi metti brontolo, poi metti il carpino, poi dotto, poi l'eucalipso. Scusa, ma brontolo e dotto sedonani. Anche quelli in ordine alfabetico. No, io ho deciso di regalarmi uno strumento musicale. Voglio imparare. Tra l'altro su eBay ho puntato un affarone, ragazzi, da pochissimi soldi. La chitarra di Beethoven. Chitarra di Beethoven. Sì. Non suonava il piano Beethoven. E forse per quello costava così poco. Forse sì. Però posso dire, mi capi un po' deluso. Perché? Perché queste cose non sono cose altruiste, queste robe personali. Però insomma, per fortuna ci sono io, ragazzi, posso dire. Perché mi sono permesso di fare una cosa, un regalo che faccio in parte a me, ma in realtà all'intera comunità, all'intero mondo. Cosa? Ho preso 10 alberi da piantare. Bello, questo è bello. Simbolo. Siccome sapevo che voi se tendete un po' all'egoismo, ho preso i soldi in comune dal nostro conto corrente, ragazzi, per rendervi partecipi di questo. Questa sarebbe riservata alle spese. Esatto, vabbè, comunque poteva anche dirlo, ma comunque è una bella azione, 10 alberi. Non sarà mica sti 3.000. Dove li hai piantati? 3.000 euro. 3.000, Vabbè, 3.000 euro. Vabbè, dove li hai piantati questi alberi? Nel giardino di casa mia. Come nel giardino di casa tua? Ho da finire il giardino, insomma. Che è mia. Ma è mia. È un dono altruista al pianeta. No, c'è al tuo. C'è un furto. Adesso mi iscrivo all'Università di Stoccolma che fa una ricerca sui ladri. Che poi gli alberi costava 120 euro e il resto è l'affitto del giardino. Non avevo dubbi. Ragazzi, a Radio Belle Monella si gioca. Che bello. Come giochiamo noi? Quindi noi giochiamo uno contro l'altro. Voi da casa potete indovinare, partecipare a questo gioco, giocare con noi con un gioco bellissimo. E non so se avete mai sentito parlare del Cazzo C'entra. Sì, la volta scorsa ci abbiamo giocato. Sì, no? Cazzo C'entra è una parola di origine assiria che significa non attinente. Scusa Marco, ma la volta scorsa non era di origine berbera? Tasi. Che tasi? Scusa, ma facciamole bene queste cose. A partire da questa parola Cazzo C'entra faremo un gioco culturale. Benissimo. Senti questo gioco, vi narrerò delle strofe di poesie famose, quelle che ci insegnavano alle medie, che tutti abbiamo studiato. Sì. Io sì. Quando nella strofa sentirete una parola che non c'entra, dovete usare questa parola assira. Cazzo c'entra? Bellissimo. Vai. Pronti? Siete pronti? Vai, prima poesia. Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. La ricordo. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del cuore. Cazzo c'entra? Del sole. Sì. Il suo fascio dell'erba e reca in man un mazzolin di tulipani e viole. Cazzo c'entra? È un mazzolin di rose, credo. Bravo, Gai! Ragazzi, questa io. Ma qui sulla cultura batto Pippo proprio a mani nude. Aspetta. Riobò. La ricordate Riobò? No. Questa non me la ricordo bene. Dai, 3 casettine dai tetti. Cazzo c'entra? E era 7 casette dai tetti aguzzi. -1 Pippo. No. Siamo 2 a -1. Pippo nel dubbio Tasi. Secondo me sei sempre 3 casettine dai tetti truzzi. Aguzzi, questo è Cazzo c'entra. Però che io ho detto Aguzio corretto. Dai, 2-0 per Pippo. Ma che 2-0 per Pippo? Ero 2-0 per Gai, perché è ritornato. Un verde ruscello. Cazzo c'entra? Sì, ma se te blocchi, capite? Ma io potrei fare anche. No, secondo me Ruscello c'era, però non era verde. Verde praticello. Guarda che sono 4-0. Vai. Un esiguo porcello. Cazzo c'entra, non è porcello, È ruscello. Dai ragazzi, mi sono perso, ma è divertente. Il 5 maggio di Eugenio Montale. Ok. Ehi fu. -1 tutti e due. Perché il 5 maggio è di Alessandro Manzoni. Ma infatti ci stavo pensando, mi hai detto ma che razza, ma non è i fu siccome immobile cancarata nel titolo. Vabbè Dai. Ehi fu siccome Ciro Immobile. Stop, cazzo c'entra? Siccome senza Ciro, era Milinkovic Savic. Ma non c'entra. Dato il mortalghe sbiro. No, cazzo c'entra? Sospiro. Avete la spoglia in memore, Orba che non ve vedo.
cazzo c'entra di tanto Spiro? Bravi ragazzi, però devo dire che sulla cultura il campione in carica è Gaetano! Ormai mancano veramente pochissimi giorni a Capodanno, l'abbiamo già detto. No, ma bisogna dirlo, anche perché insomma i Capodanni portano con sé anche delle situazioni, dei ricordi particolari. Io non so voi, ma quali sono stati i Capodanni più strani, più assurdi, più emozionanti che avete passato? Tu Marco, vai. Una volta avevo 38 e mezzo, un Capodanno, quindi sono stato a letto tutto il giorno. Oh mamma mia. Sono alzato alle 8 giusto per bere un bicchiere d'acqua, sono a letto, mi sono guardato un po' di TV così, ma poi ho anche dormito. Mi spiace. No, il Capodanno più bello che ho passato. Sinceramente devo dire. Ma come? Sì. Ma sempre giusta, va benissimo. Ma io guarda, il Capodanno più assurdo l'ho passato a 18 anni. Cioè io e altri 3 amici abbiamo deciso di andare a una festa che era a 5 km di distanza a Favaro Veneto. Io abitavo a Mestre. Favaro Veneto, festa privata, cioè ma talmente privata che abbiamo capito che forse non eravamo neanche stati invitati. Avevo il dubbio. Comunque vabbè, in sto garage di 12 metri quadri praticamente eravamo in 90 tutti stretti schicciati. Alle 3 del mattino decidiamo di tornare a casa, però l'unico che aveva la macchina, Roby, era anche l'unico che aveva bevuto, quindi non era in condizioni di tornare a casa. Quindi abbiamo avuto la geniale idea di tornare a casa a piedi. 5 km a piedi, passando dappertutto, tangenziale. Abbiamo fatto tutto. Roby imbriaco, che però nel frattempo arrivato a casa era già più fresco, sobrio, e quindi ha detto vado, torna di nuovo la macchina. E io mi sono sentito di riaccompagnarlo. Sì, quindi l'ho riaccompagnato a prendere la macchina. Bellissimo. Pippo? No, io invece ero a Barcellona, è una fase della mia vita, ho lavorato come accompagnatore turistico e quindi portavo gruppi di anziani prevalentemente. Anziani, Pippo, se uno ti ascolta e l'hai accompagnato, si sente vecchio. No, dico anziani perché in quell'occasione c'erano delle persone molto avanti con l'età. Abbiamo passato una serata surreale in un castello vicino a Barcellona, vestiti in abiti medievali a ballare con questi. Che praticamente data l'età probabilmente erano gli abiti che usava da giovani. Sì, può essere, ma per piacere. E tra l'altro lì ho conosciuto Teresa. Ragazza Teresita, ragazza spagnola. No, è da Monsellice, da signore di 97 anni. Ma scusa. Ci vediamo ancora. Ma come vi vedete ancora? Ma come? È che quest'anno lavoro a Capodanno, se no torneremo a Barcellona a ricordare il nostro incontro. Ma scusa, quanti anni? Ma scusi, vi vedete ancora? È una bella storia, però insomma non mi sento di promettere niente. Vedremo in futuro, dai. Abbiamo tutta la vita davanti. Ma per piacere. Tra l'altro, sapete qual è il momento migliore per cambiare macchina? Dicembre, inizio gennaio, ma soprattutto dicembre, perché ci sono tantissime perdibili occasioni. Ok. Come a modo di ricordarci il nostro amico Franco concessionario. Ciao ragazzi, ciao qua, eccoci bentornato. Eccomi a voi con le perdibili occasioni di Natale del mio concessionario di Franco concessionario. Tra l'altro voglio sfatare un mito. Tanti dicono, come Marco qua, che questo è il periodo meglio per comprare l'auto perché i concessionari devono raggiungere il budget annuale. Io la sapevo così. Tutti ci hanno detto falso. Adesso siamo già a me. No. Devi venire prima a comprare ste macchine. Dicembre è troppo tardi, ragazzi. Ho capito, ma insomma, ci dica comunque qualche occasione, magari qualcuno vuole comprarla. Faccia sognare. Allora, come dico sempre, non preoccupatevi del costo perché tanto dopo se metteremo d'accordo. Prima perdibile occasione Alfa Stelvio a 30.000 euro, macchina eccezionale. A me fai rotonda in terza sta macchina qua, facciamo. Non hai 30.000 euro per lo Stelvio? Troppi soldi? Niente paura, a 15.000 euro abbiamo una Alfa Monteberico. Stiamo più bassi. Dopo comunque se metteremo d'accordo. Altra grande occasione, Jeep Compass del 2021, pochi chilometri, soli 3.000 euro. Qua mi viene il dubbio che abbia qualche danno, però. Sei perspicace, Marco. Sì, ma scusano, che voleva Marco un genio per capire sta roba. E ragazzi, il volante rotto verso sinistra e gira solo in tondo. No, a caso si chiama Compass. Ma non serve. Signor Prossima perdibile occasione, Mitsubishi Pajero del 2018, grande macchina. Questa, ragazzi, a me fai rotonda in terza. Ma per quale motivo dovrei fare rotonda in terza? Soli 7.000 euro.
unica proprietaria una sarta del mio paese. Ecco, attenti quando salite che potreste trovare in giro ancora qualche ago. E io le ho cercati dappertutto, ma non è facile trovare un ago nel paiero. Senta, signor Franco, arriviamo a un'occasione decente per cortesia. Prossima per dirvi l'occasione, una Audi TT Cabrio del 2020, 117.000 km. Motore ottimo, sta macchina qua te fai rotonda in terza. Sapevo. Ho coniato personalmente slogan Audi TT, ti avendo Mimì, affretta TT. Soli 11.000 euro dopo comunque. Se mettevo d'accordo. Infine Tesla Model 3 del 2021, 80.000 km. Questo è interessante. Ottime prestazioni. Pensate che sta Tesla mi fa rotonda in terza sì, e consuma solo 18 km con un litro. Scusi, no, fermo. La Tesla è elettrica, come fa a fare 18 con un litro? Se ga spaccare il pacco batterie che avevo messo su un diesel della Focus incidentata. Ma per piacere. Tesla diesel è la prima che sento. Infatti auto unica nel mercato, soli 23.000 euro. Dopo ragazzi comunque se mettiamo d'accordo. Siamo già arrivati alla fine di Senz'altro domenica, ragazzi. Ma io sono contento perché adesso esco da questa radio e vado a fare una rotonda in terza. Sì, bravo. Ma voi vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima domenica. Se non avete ascoltato questa puntata potete ritrovarla nel nostro podcast. Bravo. Voce del verbo, mamma mia che bella sta puntata, me la riascolto. Ogni volta il verbo cambia, ma comunque il concetto è sempre lo stesso. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, ma prima naturalmente vi lasciamo con la frase di chiusura, che questa volta non è semplicemente una frase, ma è proprio una filastrocca di Gianni Rodari. Bello Gianni. Filastrocca di Capodanno, fammi gli auguri per tutto l'anno. Voglio un gennaio col sole d'aprile, un luglio fresco, un marzo gentile. Voglio un giorno senza sera, voglio un mare senza bufera. Voglio un pane sempre fresco, sul cipresso il fior di pesco. Che siano amici il gatto e il cane, che diano latte le fontane. Se voglio troppo, non darmi niente. Dammi una faccia allegra solamente. Bella. Buona domenica a tutti. Ciao persone. Buona domenica. Everybody move it.